Isolarsi, non conviene a nessuno. No, è sempre siamo chiari, isolatevi, non conviene a nessuno. Anche perché la questione della sovranità non è che la state inventando voi, cioè in ogni documento che è stato pubblicato su questo referendum. Quello che non è né in possesso di manca la sovranità né in possesso di nulla. Questa è un'occasione che si potrà combattere insieme prendiamo atto che ammanca, non manca. Se è la lotta del popolo sardo, quello che ha detto Manca Sovrintendenza in questa sede è che vorrebbe che fosse reso esplicito il fine di questo comitato, perché dire che si uniscono tutti i sardi in base a un generico non nucleare non servirà mai alla comunità. È in base il popolo sardo che il socio è l'unico delegato a stabilire il questo è innescato ed è il popolo protagonista. Abbiamo capito male.